Il crollo del Leccio, che ha provocato 12 feriti a Piazzale Roma, poteva essere evitato o è avvenuto per un motivo fortuito e imprevedibile? Ruota attorno a questo interrogativo il fascicolo d'inchiesta contro ignoti aperto dalla Procura di Venezia con l'ipotesi di reato di lesioni colpose gravi. Attraverso le indagini della polizia locale, i magistrati intendono fare chiarezza sulla catena di controlli e manutenzione del verde pubblico a Venezia. In particolare se l'albero fosse stato o meno oggetto di verifica 3 giorni prima del crollo. Albero che intanto rimane lì, sottoposto a sequestro giudiziario e provvisorio monumento alla memoria di un evento che ha profondamente scosso la città. Le 2 ferite più gravi restano ricoverate a Mestre, una ancora in terapia intensiva. Le condizioni della signora sono stazionarie, quindi non ci sono né peggioramenti né miglioramenti, quindi la situazione è sotto controllo, la prognosi è una prognosi riservata e noi stiamo seguendo l'evoluzione in modo tale da poter intervenire nel modo giusto al momento giusto. Accanto all'inchiesta della magistratura c'è anche un dibattito di carattere politico e amministrativo che si sta sviluppando a Cafarsetti, per il quale il Partito Democratico chiede al Comune di fare chiarezza. Noi con l'accesso agli atti abbiamo chiesto se esiste una perizia relativa all'albero che è crollato e quindi se c'era un pericolo accertato insomma, in merito a proprio alle condizioni dell'albero. Chiediamo che venga fatta chiarezza sulla responsabilità politica e quindi chiediamo che con urgenza gli assessori competenti vengano in commissione a spiegare quanto è accaduto e spiegare la situazione di fatto. Ma come sia la situazione lo si chiede anche per altro verde pubblico in territorio comunale, dove oramai si sta iniziando a guardare agli alberi domandandosi il loro stato di salute. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di altri cittadini di altre zone della città che anche formalmente, quindi a mezzo PEC o a mezzo mail, hanno denunciato situazioni di pericolo o di presunto pericolo, ovviamente questo poi saranno i tecnici ad accertarlo, di alberi presenti nel nostro territorio senza mai ricevere una risposta da parte del Comune. Allora è questa la responsabilità della politica, della mancanza di ascolto, della mancanza di dialogo.